Tieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Va ora in onda Rebelot. Sei molto mancato, tutti voi mi siete mancati. Adesso siamo passati ai giapponesi, cosa è successo? Sì, è successa questa cosa bella, ma insieme una disgrazia. Perché prima del voto abbiamo chiamato il voto per il voto, no? Quindi facevamo dei fioretti, se la Lega prende più di tot, ognuno rinunciava a qualcosa, c'è chi non scommetterà più ai cavalli, chi non mangerà gelati per tutta l'estate, un sacco di gente rovinata. Io avevo detto... però è servito, sì, wow. Per carità, io sono contento di mandare musica giapponese, ma io avevo detto se la Lega prenderà più del 33%, che alla vigilia mi sembrava una cosa che mi cautelava, 33%, per 3 mesi manderò solo musica giapponese. Ecco, adesso è spiegato. È spiegato il perché. Allora, un grande abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania per questa chiacchierata che stiamo per fare con Armando Siri. Ascoltatori, noi vogliamo bene a tutti gli ascoltatori, giusto? Certo, assolutamente. Proprio ecumenici. Certo. Sappiamo che probabilmente ce ne sono alcuni però che magari vogliono ascoltare questa trasmissione perché dicono adesso magari parlano dell'inchiesta del caso Siri. No, non parleremo del caso Siri. No. Perché? Perché siamo una cattiva radio ortodossa. No, non per questo, perché noi da tempi non sospetti, perché con Armando, con te ho avuto il piacere di condurre qui le trasmissioni sul caso Boschi, ti ricordi? Sì. E ogni volta dicevamo la stessa cosa che adesso diciamo su di te. Cioè, che la magistratura fa la magistratura, però la politica deve parlare di altre robe. Esatto, cioè, certo. Basta. Certo. Anche perché è quello che poi sostanzialmente gli italiani si aspettano, perché ci sono alla vigilia delle responsabilità che si devono tradurre in realtà e che sono urgenti, no? Ma dove lo troviamo un altro che dice delle responsabilità che si devono tradurre in realtà? Io lo voto già. No, perché l'assunzione di responsabilità che ti dà aver preso tanti voti è grandissima, Tipo, cioè nel senso la senti, la senti davvero, la senti e senti che c'è veramente l'aspettativa da parte degli italiani di vedere poi concretizzate le cose, perché sennò altrimenti si rischia un loop inutile, no? A proposito di questo, partiamo dal fatto che un anno fa partiva il governo e un anno fa le aspettative erano altissime e la fiducia già c'era comunque, perché le due formazioni politiche avevano preso una il 17% e l'altra il 34%, più o meno 32%. Adesso i rapporti di forza si sono ribaltati, però l'area di governo continua a intercettare aspettative e fiducia altissima. Tu che nel palazzo ci sei, quando superi la porta del Senato, quando la superavi al Ministero, ma a prescindere da questi che sono i palazzi più riconoscibili, quando superate la porta dove si decide, questa fiducia, quanto e come si riesce a tenerne conto, quanto e come si riesce poi a tradurre in qualcosa? Ma allora, quando si è partiti sicuramente c'era grande entusiasmo, c'era grande voglia di fare, grande entusiasmo. Poi però lì all'interno di quelli che vengono chiamati tra virgolette i palazzi del potere, poi questo potere bisogna capire esattamente di che cosa parliamo, perché partiamo da qui, io bravo. non l'ho visto poco. Cioè tu vai nella stanza dei bottoni, praticamente ci sono solo bottoni, non c'è il manca filo. l'ago, il filo, cioè praticamente e poi i bottoni rimangono in mano, sono finti, capito? Per cui non è che esista proprio, però voglio dire, c'era sì tanto entusiasmo, tanta voglia di fare. Poi lì è un po' vedi, ci sono
ci sono realtà che poi possono anche trasformare la gente, il famoso anello, no? Sì, un po' come nel Signore degli Anelli, no? Per cui uno pensa di avere questo anello al dito e comincia a dire il mio tesoro, sono potenti. e perde per strada in realtà la missione per cui è lì. E invece bisogna sempre tenerla viva. Questo è stato, voglio dire, l'ancora che io, che anche tanti altri abbiamo utilizzato senza mai sganciarci, perché se no altrimenti è un attimo che ti perdi, no? Nell'illusione di ecco, ma come funzionano le sirene dentro lì? Di questi cosiddetti palazzi del potere? Più che sirene sono autosuggestioni, e poi devi pensare che la pubblica amministrazione, cioè il comparto del funzionamento dello Stato che prescinde dalla carica politica, si autodetermina per conto uffici, tutto quello che è la pubblica amministrazione si autodetermina. Ma non voglio dire per forza in senso negativo, nel senso che c'è una sorta di status quo che viene tenuto vivo e che prosegue, va avanti con il suo meccanismo, il suo rituale. Per farti un esempio, quando abbiamo fatto il saldo e stralcio e la pace fiscale, insomma quel provvedimento per aiutare le famiglie in difficoltà, e adesso lo faremo anche per le imprese in difficoltà, che non è un condono, perché il condono tu lo fai per chi ha evaso, no? Invece in questo caso tu lo fai per chi ha dichiarato, ma purtroppo per tante ragioni non è riuscito. Quante persone? Tantissime, migliaia, no? Milioni. Milioni di contribuenti, questa è una notizia, scusami. 300.000 e più solo il saldo e stralcio, poi in più la pace fiscale, che era appunto una sorta di rottamazione ter delle cartelle. Quindi c'era più di 1 milione di persone che aveva comunque qualcosa ma di ce n'è molti di più, infatti adesso vogliamo estendere appunto i termini di presentazione al 31 luglio e stiamo pensando anche di fare un provvedimento un po' più ampio, perché sono veramente tantissime le persone, le famiglie, le piccole realtà, le piccole società che hanno una pendenza con il fisco e proprio non ce la fanno. Noi dobbiamo, secondo me, chiudere un capitolo che è il capitolo delle punizioni e delle vendette. Adesso entriamo nella parte filosofica che è molto interessante in realtà, non abbiate allergia a questo termine, però restando sul concreto e chiudendo questa prima parte, cioè a queste 300.000 persone questo governo, quello che avete fatto, ha cambiato la vita. Sì, ma io ad alcune l'ha salvata. Sì, no, ma come no? Assolutamente sì, ma tant'è che tantissime persone scrivono, ringraziano. Poi certamente si può sempre fare di più e si può sempre fare meglio, e per questo sto dicendo che stiamo pensando anche di elaborare una proposta un po' più ampia, perché ad esempio sulle persone fisiche ci siamo fermati a 20.000 euro di ISEE, quindi c'era qualcuno che effettivamente si trovava comunque in difficoltà ma rimaneva fuori, quindi insomma ci sono delle cose che possiamo fare ancora. Ma quello che ti volevo dire, per quello che ti facevo questo esempio, quando stavamo facendo questo provvedimento, io veramente lì ho passato notte e giorno a scrivere, mettere, limare, fare gli incontri con i funzionari, e la cosa paradossale è che c'era una macchina che sostanzialmente si autogenera da sola, e quando tu fai un ragionamento di buonsenso della serie, c'è Pinco Pallino che ti deve dare 100 euro, non c'ha neanche gli occhi per piangere, ti darà 5 euro, prenditi comunque 5 euro, meglio che zero, sono 5 euro, no? E intanto tu cosa fai? Incassi qualcosa che non saresti in grado di incassare né qua né nella prossima vita, e soprattutto dai a questa persona la possibilità magari di ritornare. E tutto questo aveva un meccanismo stranissimo, perché tu per fare questa cosa dovevi avere 100 euro da coprire. Cioè sostanzialmente dovevi andarli a trovare, dovevi avere 100 euro per fare questo sconto, perché il meccanismo ad esempio della finanza pubblica è molto complesso, per cui tu scrivi a partita anche soldi che non puoi avere, che non hai, e quindi devi fare tutte le partite di svalutazione. A un certo punto sembrava che questo emendamento, siamo partiti che mi dicevano no, non si può fare, gli uffici, costa 4 miliardi. 4 miliardi non si può, quindi terrorismo assoluto, certo. non si può fare. Allora io continuo, insisto, a un certo punto costava 1,2 miliardi. Poi era ridotto. Poi ho insistito ancora veramente con la tenda, hai presente la tenda del corridoio fino alle 2 di notte, stare lì con i conti in mano, eccetera. Poi costava 600 milioni, poi alla fine costava
500, poi costava 5 milioni, insomma, per fartela 5 milioni breve, che no? il bilancio dello Stato Che costava, sì, nel senso costava, perché risibile, no? poi era su 3 anni, no? Quindi Sì. il primo anno dicevano che costava tanto, 200 milioni, Sì. poi costava 5 milioni il secondo, 5 milioni il Certo. terzo, insomma, un meccanismo di questo genere. Sai quanto sta fruttando la pace fiscale? No, Nei 5 anni? 21 miliardi. cioè libererà 21 miliardi Capito? di risorse. Cioè, nel senso che grazie a questo provvedimento ne entrano di certo. soldi, che era quello che cercavo di spiegare io quando dicevo, ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Quindi questo per dirti cosa, io non penso neanche che lì dietro ci sia una malafede, Sì. no? Penso che ci sia proprio una forma mentis di chi a un certo punto non si è mai preoccupato di andare oltre, no? di superare il confine, il famoso mondo, no? Tu sai che quante volte abbiamo detto che mondo vuol dire uno spazio, no? recintato, un confine con un perimetro, vuol un dire, ordine, no? a suo modo, sì, però un confine, ordine definito. Proprio sì, un confine, uno spazio con un mondo vuol dire spazio con un confine, no? Infatti quando si dice sei fuori dal mondo vuol dire sei fuori dallo spazio, no? di questo confine che per tutti è riconosciuto, una sorta di convenzione, no? E quindi è proprio quello il punto, riuscire ad andare un po' fuori dal pensiero che ripeti tutti i giorni, no? che continui ad alimentare, a nutrire, no? Come se non ci fosse speranza. E quello è il grande problema, il problema della speranza, il problema no? di pensare che c'è un'opportunità, di lavorare per quell'opportunità, cioè di non arrendersi. Questa è la grande cosa che secondo me dobbiamo conquistare anche come politica, al di là di tutti questi rituali. Ecco, mentre i sentimenti che in questo momento sembrano serpeggiare, se non in tutta la popolazione, ma quantomeno in frange molto aggressive, sono quelli che citavi prima, cioè tutto un meccanismo di punizione e vendetta, che peraltro era anche quello che giustificava le principali critiche contro la rottamazione delle cartelle, no? Perché si diceva ma no, ma cosa facciamo, ma perché dobbiamo abbonare i debiti? Sì, certo, il meccanismo è... Secondo te come si è proprio... innescata questa malattia? Questa è una malattia sociale? Sì, è una malattia sociale che si diffonde soprattutto laddove c'è una mancanza di scopi, cioè la società comincia a morire come struttura viva, no? Perché la civiltà è una struttura viva, fatta di un pensiero vivo, comincia a morire quando gli scopi si indeboliscono o addirittura spariscono. E quindi la mancanza di scopi incattivisce, rende tutto più greve e più difficile. E questa è la grande malattia, no? La grande malattia della società sono i desideri, la mancanza proprio di scopi e di desideri, per cui mettere in moto la pressione giusta. Cioè la vita è fatta di pressione, no? E quindi se tu hai la pressione, cioè la spinta per poter raggiungere quello scopo, tieni vivo tutto. Se tu questa spinta e questa pressione non ce l'hai, hai una depressione, quindi vai in depressione, cioè cala il livello vitale. E questo oggi è un grande tema, perché sappiamo che, l'ho detto più volte, l'abbiamo detto in questa trasmissione un sacco di volte, 12 milioni di italiani fanno uso di psicofarmaci, 4 milioni ne fanno uso sporadico e 5 milioni si drogano. Quindi voglio dire, se tu metti insieme questi numeri, hai la rappresentazione plastica di una società in profonda difficoltà di scopi, di obiettivi, di futuro, di creatività, di progetti, di tutte quelle cose positive che nutrono, perché se tu togli il nutrimento, la società implode, muore, annichilisce, rimane solo questa bruttezza, questa cattiveria, no? Si alza il livello di istinto. E questo secondo me, almeno a mio parere, la politica dovrebbe intercettarlo e dovrebbe lavorare nella direzione della ricostruzione di una pax sociale, no? Cioè di una pax sociale che parte naturalmente da una pax interiore, cioè più tu sei sereno interiormente e riesci a ricoltivare il tuo scopo, e più questo ha una ricaduta molto importante perché tu sei una cellula della società, no? E quindi questo aiuta ovviamente a riconsiderare l'insieme della comunità, proprio dello stare insieme, perché se no non ci sarebbero sentimenti molto diffusi come l'invidia, no? Che sono una parte dei famosi vizi capitali, no? delle cose negative, però purtroppo questa è una grande responsabilità. È una grande responsabilità della politica, che dovrebbe essere meno litigiosa, meno appunto vendicativa, meno alla ricerca e poi meno ipocrita.
Ecco, passiamo. C'è un livello di sai che l'ipocrita è l'attore, no? Sì. Ecco, un po' come la persona è il personaggio. Noi usiamo molto spesso le persone, la persona. Persona vuol dire maschera sostanzialmente, no? Perché viene da personaggio, e ipocrita viene da attore, no? Quindi l'ipocrita è peggio della persona, perché il personaggio, l'ipocrita è proprio quello che impersona delle virtù che non ha. No? E in persona delle virtù che non ha, e questo credo che sia la cosa peggiore in assoluto che possa fare non solo un individuo, diciamo, normale, ma soprattutto un politico, no? Questa ipocrisia, questo modo di essere. Se invece si sgomberasse il campo e si fosse tutti un po' più sinceri, avere anche la forza, la voglia proprio di condividere con gli altri anche le proprie, perché questa è una società anche che ha paura, no? Condividere anche le proprie paure, le proprie ansie e le proprie capito, il proprio stato d'animo, capisci? Sì. Senza paura che qualcuno ti giudichi, perché anche il giudizio è un altro punto dolente, no? Tutti sono pronti a giudicarti, ma nessuno giudica se stesso, che invece dovrebbe essere lì su cui noi dovremmo puntare, cioè ciascuno giudichi se stesso, perché nel giudicare te stesso tu fai già un grande atto di evoluzione, invece di pensare a quello che fa gli altri. Beh, del resto questo è un fatto evangelico che conosciamo tutti, no? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non vedi il trave che hai nel tuo, nel senso che questa è un'esortazione che spesso, vuol dire, si dimentica, perché vabbè, però al di là, senza andare a citare, però vuol dire, dopo il cuore immacolato di Maria tu non potrai più superare Salvini nelle citazioni religiose, non temere. Ma io poi non mi permetto di parlare di citazioni, diciamo, religiose, ma più filosofiche, nel senso più di arricchimento, di riflessione, di cose veramente che hanno un senso, però, oggi dopo 2000 anni. Però noi stiamo dicendo anche, cioè stiamo parlando di questi fenomeni come se si fossero autogenerati in qualche misura, però la politica è stata molto responsabile nell'autodelegittimarsi. Come no? Certo, è una malattia autoimmune, io lo dico da un sacco di tempo, poi qualcuno ho visto che si è un po' schernito di questa cosa. È una malattia autoimmune, cioè sostanzialmente, siccome la società è, come abbiamo detto, un elemento di cellule vive, cioè è una cosa viva la società, come un organismo vivente, tu, ad esempio, il tuo fisico, se ha faccio un esempio molto semplice, un'infezione, se ti tagli un dito e hai un'infezione al dito, che cosa fa? Il tuo sistema immunitario si mette in moto e manda tutti i soldati lì dove c'hai il dito che si è ti manda infiammato, il dolore a dire guarda che fa male. Manda il dolore, i soldati partono e vanno a combattere, diciamo, la malattia, a combattere l'infezione. Che cosa succede? Nella malattia autoimmune vanno lì i soldati, invece di andare in 10 perché si è tagliato il dito, vanno in 100.000 e non solo cominciano a combattere la malattia, ma cominciano a distruggere tutto. E non solo distruggono il dito, ma cominciano a distruggere la mano, il piede, lo stomaco, no? Per cui c'è una reazione spropositata dell'organismo che si autodistrugge. Quindi ogni cosa che è un'anomalia, no? E che è una tendenza anche della società, perché è una tendenza dell'uomo, cioè la tendenza della società è una tendenza degli esseri umani, capito? Chiaro. Cioè non è una roba strana che dici oddio riguarda lui, non riguarda me, riguarda tutti, è un fatto, diciamo, generale dell'essere umano, della natura stessa dell'uomo, che si traspone nella società. Quindi a quel punto che cosa fa? La società, invece di dire cavolo c'è questa cosa, verifichiamo, analizziamo, guardiamo, troviamo la causa, risolviamo questo, comincia a fare tutta una serie di reazioni scomposte. Facciamo questo, facciamo quello, togliamo qua, togliamo là, mettiamo su, tagliamo la mano, praticamente è una roba, capito, devastante, dove tu sostanzialmente ti stai distruggendo, non c'è più l'organismo neanche stesso per il quale vale la pena combattere e salvare. Quindi bisogna stare molto attenti a questo qua, perché poi le malattie autoimmuni sappiamo che hanno poi delle degenerazioni gravissime. Ecco, però nel voto di domenica noi siamo ancora abbastanza vicini per poter parlare bene della Lega e di Salvini senza essere troppo fonte sospetta, no? Perché siamo a 10 giorni su Radio Padania, possiamo dire che se il 34% degli italiani ha votato Salvini è perché probabilmente una risposta alla paura la dà, perché probabilmente degli scopi, per quanto diciamo anche abbastanza elementari, ce li abbia, ossia difendere i confini, abbassare le tasse, difendere la propria integrità, insomma quella roba lì, no? Aiutare soprattutto il sistema economico italiano, le imprese, però non piccoli, insomma. Cioè non ha vinto, diciamo, con il discorso di Obama.
ok? Un'America nuova, ha vinto con robe molto semplici, creando però degli scopi che magari sono microscopi ma sono scopi, e dando una risposta alla paura, dicendo io ho paura, non riconosco più la mia società, ci penso io, difendiamo i confini, mettiamo un po' di regole. Quello che mi preoccupa del resto dello spettro politico, e spettro non a caso, è che sono tutti ossessionati da Salvini. Cioè nessun esponente politico riesce a dire in nessun canale la sua idea del mondo, un suo scopo, una sua risposta alla paura. La cosa impressionante, fateci caso, senza citare Salvini. Io ho fatto questo esperimento a casa, ne ho guardati un po', e tutti, credetemi, il 100%, nel primo minuto e mezzo hanno citato Salvini. Il record è stato Pierluigi Bersani, che è arrivato a 1 minuto e 40 senza dire Salvini o senza citarlo. Gli altri nel primo minuto di solito, quindi vi dico 1 minuto e mezzo. Perché c'è il problema della mancanza di contenuti, cioè la povertà di idee, di progetti, di visione. Piccola o grande che sia, e io penso importante, perché Salvini nella campagna elettorale per le europee ha detto una cosa molto precisa e inequivocabile, ha detto bisogna abbassare le tasse, bisogna fare la flat tax, l'abbiamo promessa, bisogna farla. Quindi non è che, voglio dire, non c'era bisogno di fare grandi enunciati particolari, grandi dichiarazioni di intenti, cioè le persone in Italia, la gente si aspetta che lo Stato faccia un passo indietro per fare un passo avanti a ciascuno, a chi lavora, a chi fa sacrifici, a chi si impegna, a chi ha una pensione troppo bassa, a chi non ce la fa, cioè che lo Stato ingombri meno. E lo Stato ingombra tantissimo dal punto di vista fiscale, tributario, burocratico. Ne parleremo nella seconda parte, perché facciamo tutto su flat tax, ma in questi 2 minuti, 1 minuto a testa, 1 minuto sul 5 Stelle, 1 minuto sul PD, perché non riescono a finire una frase senza dire la parola Salvini? Non è normale. E appunto l'hai detto tu, è un'ossessione. È un'ossessione gravissima. È un'ossessione perché è un'ossessione, diciamo, un po' da situazione di panico, no? Perché c'è una situazione dove sembra che perdi, no? che tutto sia destabilizzato, e quindi ti agganci all'unico elemento di realtà, di contrapposizione che hai, che è appunto rappresentata da Salvini, per poi costruire il tuo discorso. Cioè, parassitando gli scopi di Salvini. Sì, esattamente, parassitando lo scopo di un altro, che è esattamente quello che dicevamo prima. Nella mancanza di scopi, o tu appunto vai in depressione, oppure, come dici tu, parassiti gli scopi degli altri, distorcendoli, mettendoli, no, in contrapposizione, perché così lo usi per prenderti a tua volta uno scopo, che è quello di essere l'antiscopo. Di lui, no? Esatto. Del resto questo paese si è nutrito tantissimo dell'anti, no? Da Berlusconi, da Craxi, dall'anti qualunque cosa, no? Laddove c'è una fascia di realtà che non ha uno scopo, questa fascia qua si nutre dell'antiscopo di chi ce l'ha. Che questo è un grandissimo problema, enorme. Sì, perché è una democrazia malatissima. Enorme, perché perlomeno nella realtà consociativa delle ideologie, comunque gli scopi ciascuno li aveva. Certo. Cioè, poi erano contrapposti tra di loro, ma non erano, infatti c'era un livello di dialettica che era molto meno imbarbarito. Adesso c'era un livello di dialettica dove non c'erano le faccende personali a tenere botta, c'erano i temi, i missili sì, i missili no, la scala mobile sì, la scala mobile no, l'aborto sì, l'aborto no, il divorzio sì, il divorzio no, cioè c'erano i grandi temi ideologici, ma non c'erano le questioni, le quisquiglie personali. E purtroppo, venendo meno appunto le grandi esigenze ideologiche e i grandi, diciamo, cartelli ideologici, rimangono solo scopi, chi ce li ha, e antiscopi. Scopettini, diciamo. E scopini. Scopini, restano gli scopini. Facciamo una pausa, poi parliamo di flat tax e leggiamo i vostri WhatsApp ed SMS. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? C'è stato un risveglio, l'hai sentito? Attenti terrestri, è in arrivo l'antologia di Padania Misteriosa. Non si sa quando, non si sa come, ma si sa dove. Qui, su Radio Padania, l'antologia di Padania Misteriosa. Il lato
oscuro. E la luce. Il mistero continua. E la realtà non sarà più la stessa. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ho trovato qualcosa. Una macchina fotografica. Una Polaroid maledetta. A volte giustifichiamo una tragedia con delle leggende metropolitane. Solo che questa è realtà. Dai produttori di It, The Ring e Final Destination. Correte! Apri la porta! Polaroid, dal 6 giugno al cinema. Il 6 giugno scopriremo il film più divertente dell'estate. Il miglior veterinario in tutto il circondario è specializzato in disturbi del comportamento. Ma io non ho disturbi del comportamento. Dai creatori dei Minions e con la voce di Alessandro Cattelan. Sì, anch'io sto bene. È la mia umana che è matta. Pets 2 Vita da animali, dal 6 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothée Chalamet. Ho ancora una famiglia, voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy, dal 13 giugno al cinema. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Qualcosa sta cambiando in me. Ogni eroe ha un lato oscuro. Quando perdo il controllo, capitano cose brutte. Quest'estate scegli da che parte stare. Vuoi minacciarmi? Esatto. Sarebbe una pessima idea. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Mi scusi, ma siamo chiusi. Il film che ha aperto Cannes 2019. Che diavolo è stato? Una bestia selvatica? Io credo zombie. Con un cast da far risvegliare i morti. Ripetono le cose che facevano quando erano vivi. Chardonnay. I morti non muoiono, dal 13 giugno al cinema. Ha appena detto Chardonnay. Sì, l'ha detto. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti, diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai becete, senti stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Bacini, bacetti e baciotti. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E rieccoci in diretta con Armando Siri qui su Radio Padania. Se volete potete scriverci al 346 64 27756. Starà con noi ancora una mezz'oretta e parliamo di flat tax adesso. Sì, flat tax. Ma ti ricordi nel 2014 quando c'era ancora il famigerato PIN? No, prima c'era. No, nel 2014 abbiamo fatto Rabushka. E vedi che ho imparato. Rabushka, sì. E io avevo che è venuto mandato dagli Stati Uniti apposta, poverino, sì. È abbastanza anziano. Io ho questo mio piccolo... Però eroico, sì. E il mio piccolo vanto è che qui su Radio Padania, proprio in Rebelot, avevo mandato quella roba lì. Ah sì? Avevi mandato lo streaming del convegno. Sì, ci eravamo già sentiti, eri già venuto a fare delle chiacchierate e aveva mandato lo streaming del convegno del 15%. Adesso dopo 5 anni tutti parlano di flat tax. Sì, mi ricordo che all'inizio dicevo, professore, dai, potresti venire in Italia, sarebbe bello. Ho insistito e lui? un po'. Poi insomma alla fine è venuto, è stato molto bello. Adesso attacchiamo a capire che cos'è la flat tax, però e come soprattutto si potrà fare concretamente. Però prima un saluto di Anna Maria da Vicenza. Siri, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie. Forza, non mollare. Buongiorno a tutti voi, ancora da Alberto da Olbia e Stefano del Brembo, tra i più veloci ad averci scritto, così come Luigi da Vimodrone, il nostro tabaccaio di fiducia. E c'è anche un artigiano che è preoccupato, dice: ma secondo te, Siri, noi piccoli artigiani ce la faremo a reggere l'urto?
No, noi stiamo cercando appunto di fare del nostro meglio, intanto per far passare questa fase 2 della flat tax, perché una fase 1 piccolina l'abbiamo fatta, piccolina neanche tanto, perché sono professionisti, per tutti i professionisti fino a 65.000 euro. Fino a 65.000 euro, che da adesso, cioè da quest'anno prossimo al 2020, sale a 100.000. 100.000. Quindi insomma diciamo che una parte è già stata fatta. Questa è la fase 2 che riguarda nelle nostre, diciamo, intenzioni le imprese, quindi le società, quindi le forme società, con un'aliquota al 15%, quindi passerebbe dal 24% che è attuale al 15%, e per le famiglie. Per le famiglie, diciamo, da 0 a 50.000 euro di reddito, con uno scivolo fino a 55. Ve lo dico perché poi c'è qualcuno che dice: ma se io guadagno 50.000 e 10 euro allora sono fuori. No, non è così, perché è previsto uno scivolo che man mano assorbe, diciamo, il beneficio fiscale a seconda di quanto aumenta oltre i 50.000 il reddito. E questa è, diciamo, una fase 2 per dare una mano soprattutto alle famiglie diciamo monoreddito, che sono quelle più diffuse in Italia, ma anche bireddito, eccetera. Poi ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare a tutti, no? Quindi a una percentuale del 15% per tutti. Per tutti, il 15%. Ma come fa questa manovra della flat tax a coesistere a livello strutturale con i soldi che ci sono nello Stato italiano con il reddito di cittadinanza? Ma sono due cose diverse. Il reddito di cittadinanza è già stato finanziato già con la scorsa legge di bilancio, e quindi ha già, diciamo, le sue coperture e va per conto suo. Tra l'altro alcuni denari sono anche rimasti perché non sono stati utilizzati tutti. La flat tax ha un altro scopo, cioè io ho sempre detto chiaramente che, a differenza di tutti gli altri provvedimenti, compreso il reddito di cittadinanza, che è un provvedimento di tipo sintomatico, la flat tax invece è un provvedimento che ha l'equivalenza dell'antibiotico, cioè la flat tax guarisce la malattia, che è la malattia della stagnazione. Perché? Perché sostanzialmente fa sì che l'organismo possa pompare più sangue, e quindi ovviamente, siccome la nostra società, lo ripeto, è viva e funziona in un certo modo, il sangue per l'economia, che è rappresentato dal denaro, se non c'è, ovviamente affatica tutto l'organismo. Certo. E quindi se lo sangue è drenato dallo Stato, esatto, è drenato dallo Stato. Sì, perché è drenato dallo Stato sotto forma di imposte. Se lo Stato, invece di drenare tutto quel sangue, lo lascia circolare nel sistema, il sistema, che è in affaticamento, si riprende, no? Perché ha nutrimento, e quindi ha più forza per guarire la malattia della stagnazione. Questo è l'obiettivo della flat tax, è un obiettivo di tipo virtuoso. Poi è evidente che l'effetto dell'antibiotico non è l'effetto del sintomatico, cioè, per farti un esempio molto pratico, se tu hai le tonsille gonfie con le placche in gola, oggi abbiamo 41, questo karma medico, e mi taglio il dito e ce l'ho tonsille gonfie. Perché sono esempi, perché bisogna fare esempi che ma sono facciamoli di botanica, comprensibili. Tu hai una rosa nel giardino, ma nessuno, cioè, quanti è che hanno una rosa nel giardino? Mentre invece le placche in gola, almeno una volta nella vita ce le hai avute. Non lo so, le caramelle. Oggi comunque, se tu hai le placche in gola e 41 di febbre, prendi che cosa? Prendi la tachipirina, va bene? Perché ti cala la febbre, esatto. Perché è un antipiretico, che è un sintomatico. Cioè ti fa scendere la febbre, ma non ti cura le placche. Tu prendi contemporaneamente l'antibiotico ci mette 3 giorni almeno per fare l'effetto, 8 giorni per, diciamo, guarirti. Ma se tu prendessi l'antibiotico senza l'antipiretico, non ti passerebbe la febbre subito, no? Perché l'antibiotico ha un sistema che è un po' più lento del sintomatico, però è duraturo, cioè ti guarisce. Ecco, questa è la flat tax. Fassina dice che se fate la flat tax, poi non è Fassina, sei tu anche che lo dici. Sì, lo so dove vuoi arrivare. Fassina dentro di me. Fassina dentro di te dice che taglieremo tutti i servizi. chiuderemo gli ospedali, chiuderemo le scuole, chiuderemo gli autobus. Olocausto nucleare. Ecco, rassicura il Fassina dentro di me che teme il taglio di tutti i servizi. Ma se fosse così non staremmo parlando di recuperare i 30 miliardi che servono. Cioè, capisci che già di per sé è una scemenza, perché se tu taglieresti tutti i servizi, se dici per pagare la flat tax taglio tutti i servizi, invece noi qua stiamo dicendo flat tax a parità di servizi, tant'è che dobbiamo trovare i 30 miliardi per coprirli. Scusami, e i 30 miliardi per coprirli nessuno ha mai detto che li troviamo tagliando né ospedali né scuole né nulla.
Non ti preoccupare, che siamo già all'opera su questo. 30 miliardi. Come no? Noi quanti ne abbiamo presi? Guarda che la scorsa 49 milioni dovrebbero essere qui da queste parti. Io in tutte le pause pubblicitarie apro i cassetti, dico li avranno un diamantino, una cosa tra i capelli. Esatto. Capisci, 49 milioni ci stanno tutti. Quindi non tagliate i servizi. No, assolutamente. Però Fassina dice un'altra cosa. Cosa dice? Dice che se voi tagliate le tasse così tanto, poi vi aspettate che la gente consuma, invece no, la gente risparmia. No, allora, alcuni probabilmente risparmiano, però Fassina sì. Il punto qual è? È che è tendente al risparmio soprattutto coloro i quali hanno già sostanzialmente stanno già abbastanza bene, nel senso che tu risparmi quando le tue esigenze sono già tutte colmate, allora metti via. Noi, siccome con questa fase 2 diamo molto alle famiglie invece soprattutto del ceto medio, cioè quelle che hanno bisogno di comprare un paio di scarpe in più al figlio, fare il figlio. Magari cambiare l'automobile perché quella lì che c'è è vecchia, allora magari se hai i 150-200 euro in più al mese cosa fai? Hai magari i soldi per progettare una rata, per pagare la macchina, sono tutte queste cose qua. Ovviamente invece vanno in consumo, perché sono rivolte soprattutto a quelle famiglie che hanno l'esigenza di spendere nel meccanismo appunto della quotidianità. Altra cosa, ad esempio, nelle fasce molto alte c'è una parte che va in risparmio, una parte che va in consumo. Detto questo, anche il risparmio è un valore di questo paese, per carità, non è che dobbiamo pensare che il risparmio sia nocivo. Sicuramente, certo è che quello di cui noi abbiamo bisogno è stimolare il consumo. Ecco. E poi c'è il tema del taglio alle società. Il tema del taglio alla società ha una ricaduta molto forte sul PIL, perché se tu abbassi di 9 punti il carico fiscale per la società, capisci che ha un valore non indifferente in termini anche di occupazione, di reinvestimento, di capacità anche di competitività del nostro sistema delle imprese, di attrazione dei capitali anche da fuori, insomma. Questo ovviamente poi, per carità, la flat tax non è che da sola, la flat tax ha un grandissimo valore, una grandissima forza di mettere lì un primo grande boost. Dopodiché, insieme a questo, dobbiamo cominciare a fare la riforma della giustizia civile, la riforma della burocrazia. Ad esempio, non si può pensare di tenere una persona che ha bisogno di avere un permesso, di avere un'autorizzazione perché magari sta facendo un lavoro, cioè non è possibile tenere chi ha voglia di fare in situazioni veramente paradossali, capito? Che veramente sono cose assurde di un paese del terzo mondo, dove tu sei ostaggio dell'ufficio, del timbro, della telefonata, dello sportello che apre solo il martedì pomeriggio e il giovedì mattina dalle 9 alle 11 e tu passi un'intera settimana lì fermo, bloccato perché il funzionario non ti dà la risposta che aspetti. Cioè ci sono delle ingiustizie pazzesche che debbono essere colmate. Anche perché questa normativa totale, gigantesca, per le cose più minute, porta a un paradosso che il cittadino normale non ha spesso gli strumenti di avere, che ne so, io dico una stupidaggine, però il consulente, l'avvocato, quelli che servono, l'organizzazione per affrontare la burocrazia. Mentre chi è già, diciamo, disposto a fare un qualcosa che va fuori dalle norme e quindi a utilizzare in modo illecito la burocrazia, generalmente sono organizzazioni che non hanno problemi a pagare l'avvocato, il commerciante per arginare e aggirare queste norme. Certo. E si crea il paradosso che alla fine i grandi più strutturati riescono a passare e il piccolo no. È un sistema feudale. Questo è un sistema è peggio che il sistema feudale, perché perlomeno il sistema feudale poteva avere una sorta di un momento di magnanimità. C'era un certo punto, c'era un vincolo tra il feudatario e i suoi, diciamo, i suoi sudditi. Comunque, sicuramente noi abbiamo bisogno di tagliare una serie di regole, di semplificare, di togliere orpelli, di togliere vincoli di tutti i tipi, di tutte le nature. Perché bisogna portare il cittadino verso l'autoresponsabilità. Cioè bisogna credere di più anche in noi stessi, no? Certo, se tu poi pensi, dici, 60.000 sono tutti che cercano di fregare tutti, tutti che cercano di ammazzarsi uno con l'altro, tutti che sono in malafede, allora
voglio dire, allora chiudiamo perché è finita. Se invece tu cerchi invece di porre le cose in modo diverso, cioè dare un po' più di fiducia, no? E poi ciascuno si assume la responsabilità, perché anche il tema della responsabilità è un tema centrale che la politica deve cominciare a riprendersi, cioè bisogna che capiamo che la responsabilità anche di quello che ci accade, di quello che succede fuori, è tutta un qualcosa che viene generata da dentro. Quindi diamo la possibilità al cittadino di autodeterminarsi, assumendosi la responsabilità senza l'obiettivo per forza della punizione o della sanzione, perché noi siamo un paese fondato sulla punizione e sulla sanzione, cioè ci sono comuni in Italia che se tu pensi alla fine dell'anno quanto hanno in pancia nel bilancio solo di multe, sperando che quelli lì passino diciamo col rosso o che passino magari a 20 km in più di quello che è consentito, perché questo ti consente di pagare gli asili nido e lo metti a bilancio, capisci? Dici speriamo che quest'anno ci siano 100 del mio comune che passino anziché ai 50 all'ora ai 70 all'ora, perché così almeno io pago l'asilo nido. Ma non è possibile una cosa del genere, cioè non si può puntare tutto per forza sul cercare di punire, di sanzionare, cioè bisogna arrivare a un punto di civiltà tale, e questo fa parte dell'educazione, no? Dell'esperienza, cioè non penso che tutti siano in malafede, bisogna avere un pochino più di disponibilità e credere di più in noi stessi, no? Come persone, come comunità, come individui, cioè darci delle chance. Questo credo che sia la cosa importante, in modo tale che crescendo tutti insieme, facendo esperienza, uno capisce. Ad esempio ci sono realtà, insomma, in Svizzera piuttosto che in certi paesi del nord, dove tu metti la macchina, ti mettono un bigliettino, no? Per dire guardi, lei oggi ha messo la macchina per questa volta, però le ricordiamo che la prossima volta sei più incentivato magari a dire cavolo, però dai, cerchiamo di metterla, no, nel posto giusto, alla fine no. Invece lì ti viene subito la rabbia, no? Perché dici cavolo, sono uscito, avevo mia mamma anziana, dovevo portarla lì, stava male, oppure dovevo correre, mi è successo subito mi hanno dato 70 euro di multa. Ma più banalmente anche l'istituto delle autocertificazioni, che in Italia, giusto su alcune cose basilari, ma è solo sulla carta, perché poi nessuno accetta niente, Esatto, ma su poche cose basilari, mentre in altri paesi d'Europa l'autocertificazione è abbastanza la norma ed è qualcosa che tutela il cittadino. Ma guarda, io avevo visto... Vuol dire, io ti dico che sono così. Poi non è vero, è giusto che mi sanzioni, però non è che devo produrre però documenti. Il problema è che poi il problema qual è? È che poi ciascuno si fa lo scrupolo perché dice no, io non scrivo niente, meglio che mi diano il bollo loro, perché poi non so mai se quello che ho scritto è giusto, non è giusto, qual è la norma, qual è non è la norma, capito? Perché tu sei in un mare magnum dove praticamente, oddio, dici io sì, però poi secondo me poi chissà cosa succede, quindi è veramente bisogna aggiungere sopra la penna, secondo me no, ma questo è veramente un cancro, capito? Questa cosa è veramente un cancro, perché è esattamente il contrario della creatività, dello sviluppo, del progetto, della crescita. Cioè, capisci? Se tu blocchi tutto, perché tutto è sanzionato, tutto è non lo puoi fare, tutto è contra legge, c'è un problema di natura amministrativa, di natura civilistica, di natura penale, di tutti i tipi, amministrativo, oddio, uno dice ma allora sto a casa, mi chiudo in casa e non faccio più niente. Tant'è che ci sono un sacco di imprese, imprenditori, persone, cioè tutti quelli che lavorano, qual è la sofferenza che hanno di più? La sofferenza è questa, le norme, un'infinità di norme, una palude, no? Dove tu praticamente ti sei già perso, sei già... Senza quella via di responsabilità che dicevi tu, perché oggi anche il sindaco ha giustamente, in parte giustamente, dei poteri molto limitati su alcune cose. Ma il sindaco, poverino, già fare il sindaco devi essere veramente... sì, devi essere veramente... Cioè il sindaco veramente oggi come oggi devi avere veramente, non lo so, devi essere o completamente matto perché non è possibile. Come fai? Cioè, come fai a fare il sindaco? Perché poi tu vieni eletto, la gente ti dice guarda, io ti ho eletto perché tu mi hai promesso che facevi la rotonda, che ne so, la palestra, la scuola, l'asilo, eccetera, e poi tu sostanzialmente appena hai non so, scritto il ban, già sei ma già la cosa, se vuoi, più dissennata è che se tu fai l'asilo a Brembate sul sotto e c'hai una ditta che costruisce cose a Brembate sul sotto,
non so, magari io sono da mettere in galera, però la logica vorrebbe che tu chiami la tua ditta di Brembate sul sotto. Però siccome c'è il nipote del cugino del fratello della cognata che vi è sposato con o è stato ex fidanzato delle Brembate sotto, quanti abitanti sono? Sono tutti lì. E praticamente allora ecco. Vedi? Esatto. Ma anche se non ci fosse il cugino della sorella, sopra una certa cifra, cioè un lavoro importante come stiamo dicendo un asilo, non puoi fare un affidamento diretto alla tua ditta di Brembate sul sotto. Devi fare un bando di gara, può partecipare anche uno di un altro posto. Sì, ma poi però quello di Brembate conosce Brembate. Sta facendo l'asilo per dove c'è suo figlio. Ma poi arrivi a un certo punto dove è talmente tanta l'ansia delle cose che tu fai cose che sono pazzesche, cioè vai a cercare, non so, fai se la norma dice no, ma magari poi tu vai a fare il bando europeo, così dici faccio quello lì più complicato possibile, la cosa più difficile, così pensi e ti arriva una ditta danese a fare l'asilo a Brembate e magari fallisce e tu devi aprire di nuovo il bando che hai già aperto. Mamma mia, e però è tutto vero, è tutto vero. Abbiamo 9 minuti per dare un po' di speranze. No, ma la speranza, per carità, la speranza... Ultima dal vaso di Pandora uscita speranza di se mi ha cercato qualcuno. La speranza c'è assolutamente, nel senso che poi, voglio dire, dipende tutto da noi, dalla forza che abbiamo di recuperare, come dicevamo all'inizio, gli scopi, cioè di recuperare i desideri che abbiamo. Però i desideri vanno focalizzati, cioè non si può dire va tutto male, però speriamo che vada bene. Sì. No. Le cose vanno male, allora intanto che cosa non mi piace? Io devo avere l'elenco delle cose che non mi piacciono, no? E scriverlo su un foglietto. Questo non mi piace che funzioni così, non mi piace che funzioni così. E dall'altra parte, nell'altra metà del foglio, come dovrebbe essere, cioè le cose che mi piace in modo chiaro, il più possibile chiaro. Capito? E questo è l'unico modo per avere una via d'uscita, altrimenti rimaniamo nel loop. Quindi non mi piace che funzioni, non mi piace avere un paese che mi chiede il 43% di tassa. Perfetto. Mi piace il 15% sì, punto. Non mi piace un paese che se ho avuto un problema con la mia azienda, con la mia famiglia, non ho potuto pagare le imposte, eccetera. Sì. Mi piace l'idea che mi possono dare la possibilità di ripartire, di ritornare in bonus, eccetera. Sì. Voglio un paese dove tutti pensano che in malafede, che succede così, la burocrazia, oppure voglio un paese dove, cioè, bisogna mettere in fila le cose e poi soprattutto sapere cosa ti piace nella vita a te, perché c'è anche un altro tema che è quello, ad esempio, che riguarda poi i ragazzi delle scuole, cioè il futuro, cioè che lavoro mi piace fare. Io mi ricordo che quando ero piccolo mi piacevano fare diversi lavori, no? Ero partito, vedevo mio cugino che era più grande che faceva il benzinaio. Sì, ti piaceva? Ed era, perché io avevo 6 anni, fai con 6-7 anni, lui non so, fai conto ne aveva 17-18, all'epoca i ragazzi venivano presi come garzoni, cioè si lavorava così, cioè, io mi ricordo mia nonna che andava dal parroco per chiedergli se poteva trovare il nipote, le cose. Allora l'hanno trovato e vedevo che faceva il benzina, allora volevo fare il benzina, poi non so, volevo fare l'autista degli autobus, no? Perché vedevo questi qua che guidavano. Questo è già meno tranquillo, ma benzinaio era. E quindi poi so, volevi pilotare, non so, gli aerei, volevi fare quello che volevi pilotare gli aerei. Sì, volevi anche pilotare gli aerei. Sì. Cioè, ci sono tante cose quando sei, no, che hai la voglia e coltivi questa voglia di fare delle cose, i sogni, no? La voglia, e questa cosa qua va coltivata, invece oggi vedo che c'è una verso anche i ragazzini e i bambini, c'è già tutto, cioè si adultizzano velocemente e poi rimangono però in un limbo dove tutta l'aspirazione sembra un pezzo di carta, cioè non è più il mio sogno, cioè qualcosa che mi rappresenta, qualcosa che mi riempie il cuore, che dico lo faccio perché mi appassiona, perché ci andrò tutti i giorni, non mi stancherò mai, perché faccio qualcosa che, capito? Come poteva essere il lavoro manuale. L'altro mio cugino, per dirti, adesso tiro fuori i miei cugini, faceva il calzolaio, era stato diciamo così portato lì a imparare il mestiere, e a un certo punto mi ricordo ragazzino e lui faceva le scarpe, le cinture, c'era questa calzoleria, faceva questo, e un mestiere
mestiere, no? Cioè qualcosa che ti appassiona. Mi ricordo che era partito, che faceva le cose, e poi lui stesso aveva inventato una linea, perché sai, magari quello lì era un po' più anziano, lui era più giovane, cioè. Quindi queste cose qua, se non le riconquistiamo, poi alla fine, cioè, quando ben hai il pezzo di carta in mano e poi però fai magari un lavoro che non ti piace, lo fai tutti i giorni, quando arrivi a casa da tuo figlio ti dice papà perché sei sempre arrabbiato, perché sei sempre così giù, perché fai un lavoro che non ti piace, lo fai tutti i giorni, e il papà gli risponde perché quando sarai grande capirai. E quindi pensa come si perpetua, no? Questa infelicità. Però, e la politica cosa può fare qua? Perché qui siamo nell'individuo. La politica deve provocare, la politica deve provocare, deve educare, deve porre lì delle opportunità di discussione anche, no? Cioè invece di discutere sempre dei numeretti, le cosine, cioè anche la scuola è un altro elemento fondamentale. Cioè come vogliamo approcciarci con i ragazzini, con la scuola, con il futuro di questi ragazzi che poi diventeranno grandi. Ad esempio tutti i mestieri sono spariti. Cioè che cosa ti piace fare? No, tu sei Marco che hai 10 anni, 12 anni. Cioè che cosa ti piace? Dov'è che riesci bene? Cos'è che vedo che ti piace, no? Senza cominciare già a dirti perché dovrai trovare, prendi la laurea lì perché così almeno troverai un lavoro. No, cioè cosa ti piace? Cos'è che vedo che... E lì insisto perché tu possa coltivare il tuo talento, no? Lo possa rafforzare, possa diventare un mestiere. Non che quando il mio compagno dice al padre voglio fare il batterista, gli dice ma dove vuoi andare a fare il batterista? Trovati, anche perché a volte è un simbolo. Trovati un lavoro, vai lì. Cioè, o la mia amica, quella scritta nel libro, ti ricordi, quella che faceva la parrucchiera, no? Che alla fine dice no, devi prenderti la laurea, e questa voleva fare la parrucchiera, cioè, no, mica vorrei fare la parrucchiera, cioè. Beati parrucchieri, cioè, nel senso, mi serviranno presto. Nel senso, abbiamo costruito tutto un modello per cui se tu non avevi 200 diplomi con tutti i nomi all'estero, le 5 lingue, non sai niente, non sai nessuno. Poi magari ti ritrovi ad aver conquistato tutto quello e poi però se non è parte di te, poi se parte di te va benissimo, cioè se è una tua grandissima aspirazione sarai una persona di grande successo, ma se non è parte di te rimani col cerino in mano, rimani frustrato perché non è qualcosa che ti viene da dare la colpa a qualcuno e si innesca il meccanismo di vendetta. Bravissimo. Perché se non ce l'ho fatta io perché ce la deve fare lui. Bravissimo. E se sono infelice io, bene il che meccanismo di vendetta si coltiva proprio tramite la frustrazione. Ho puntata che è sembrata un giallo, vedi? Siamo arrivati alla fine al colpevole. Abbiamo iniziato con chi è stato a uccidere, siamo arrivati al colpevole. La politica, hai detto, deve provocare, e anche tramite la scuola, eccetera, eccetera. La affronteremo nelle prossime chiacchierate che facciamo, Armando. Però è difficile trovare, abbiamo 2 minuti, è impossibile, ma è difficile trovare il modo, no, per dare queste opportunità. Il linguaggio è la prima cosa, il linguaggio, la riflessione, il porre anche le questioni, il cominciare, ad esempio, pensa se si potesse ad esempio in televisione parlare con più tempo, no? Con degli argomenti che non siano sempre vuoti. Perché ti sei mai chiesto perché è tutto veloce? È tutto veloce perché non c'è niente da dire. Perché se tu non hai niente da dire vai per slump, vai tu. Invece se tu avessi del tempo per fare un ragionamento, ma non un ragionamento difficile, complesso, con i professoroni, gli espertoni, le cose, Madonna, che uno dice oddio mi sono perso, dove siamo arrivati? No, una riflessione proprio semplice, capito? Una riflessione semplice con degli esempi ad alto valore d'immagine, no? Quindi dove tu riesci, possibilmente, ma dove tu riesci a farti, dove tu riesci a farti cioè dove riescono le persone che ti ascoltano ad immedesimarti. Tutti gli ipocondriaci li hai presi oggi, perché saranno tutti lì a guardarsi le placche in gola, al dito, se c'hanno il taglio. Oggi vabbè, karma medico, karma clinico. Ma perché devi pensare che tutta la struttura, quella nostra e quella della società, dell'organismo, per stare in salute, no? Diciamo che stai in salute, no? Stai in salute non vuol dire solo stai in salute nel senso che non hai la febbre, stai in salute vuol dire che stai bene, cioè sei... Ecco, e quello è comunque governato dal sistema immunitario. Stasera alle 10:30 sei in diretta da Porro a Matrix, no? O Quarta Repubblica? Quarta Repubblica sul 4, quindi sul 4. Non fare metafore mediche.
Le hai già fatte oggi, fai qualcos'altro, metafore erboristiche. Ma erboristiche che ne sanno Ma che della so? malva, La e malva, poi ci prendono per streghe, perché Vabbè, ti ricordo c'è la che caccia alle 600 streghe, anni via. fa, C'è la caccia alle se non tu facevi farle bollire la erboristiche. malva, No. ti bruciavano sul Io rogo. ti direi di farle calcistiche, ma sono 5 anni che provo a insegnarti qualcosa, non ce la fai. E vabbè, niente, falle edilizie, no? No. Figurati. E cosa che altri campi ci sono? Beh, falle spaziali. Spaziali. Se un pianeta, Saturno, quelle robe lì, gli anelli, esatto, le lune. Grazie Armando Siri. Grazie a te. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti?
E adesso il calcio. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lidl, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes sul nacimiento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. E rieccoci con la nostra diretta dedicata al calcio con la redazione di Carta Canta Web con Andrea Dattrino. Benvenuto Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora Andrea, io mi perdo un po' nella vostra redazione, mi sembra che però tu sei l'interologo, giusto? Esatto. Allora l'interologo non può esimersi dalla notizia che sta terremotando in realtà il mondo nero-azzurro, ossia l'arrivo di un allenatore di sicurissime capacità come Antonio Conte. Pur tuttavia, se razionalmente sembra essere un'ottima notizia, a livello emotivo ci sono delle reazioni non del tutto entusiaste, per usare un eufemismo. Sì, però dall'altra sponda, perché insomma per la nerazzurra sono tutti penso più contenti, almeno si auspicano che possa andare bene, e non facendo condizionare insomma il passato che ha avuto appunto Antonio Conte, sperando nei successi futuri dell'Inter. Ecco, quindi una situazione, quella dell'Inter, che riparte da un allenatore di sicura fama. Secondo te saprà gestire ad esempio il grande caso, la telenovela di quest'anno, sia il caso Icardi, e se sì, come la gestirà? Beh, perlomeno ci proverà, siccome ha ancora tutta un'estate davanti, prima che inizia il campionato può ancora decidere se tenere o non tenere Mauro Icardi, quindi lo deciderà insieme alla società. Credo e penso che faranno la scelta migliore, insomma, più giusta per la squadra, che in questo momento secondo me lo vedo un po' più lontano dall'Inter, cercheranno insomma di però piazzarlo forse non in Italia, quantomeno all'estero. Ecco, per riuscire a piazzarlo il mercato sembra non mancare. Quanto conterà però il fatto che venga da un'annata dove è stato di fatto emarginato dallo stesso spogliatoio, diciamo? Beh, tantissimo, perché comunque si è svalutato e si è deprezzato, quindi per lui non è una situazione facile, come non lo sarà per l'Inter, per trovare delle società che lo possano comprare alla cifra che vuole l'Inter, e poi lui comunque non sembra tanto intenzionato ad andare dove poi lo spinge l'Inter, quindi il contrario da parte del manico ce l'ha un po' l'Inter, però anche lui, perché comunque è ancora sotto contratto e quindi libero di poter scegliere la destinazione. E quindi insomma da questo punto di vista vedremo come andranno le cose, mentre un commento per quella che è stata la chiusura ideale di questa stagione. Ovviamente non siamo più né in casa Inter, né in casa Milan, né in casa Juve, non siamo più neanche in Italia, siamo geograficamente in Spagna ma con la testa in Inghilterra. Una tua lettura di che cosa può averci insegnato la finale tra Liverpool e Tottenham vinta dai Red Devil, Red Devil Manchester United, dai Reds, e soprattutto che cosa avremmo da imparare dal calcio inglese, visto che ha espresso le finaliste della Coppa Italia, della Champions League, scusa. Beh, sostanzialmente credere nel proprio allenatore che si punta, e poi scegliere bene che acquisti andare a fare, perché a volte entrambe le squadre arrivano comunque da un mercato striminzito, non parlo in termini di milioni, perché comunque il Liverpool ha speso tanti soldi, però ha comprato solamente 2 giocatori, e il Tottenham addirittura la scorsa estate non ha comprato nessuno, quindi questo ci insegna che se l'allenatore riesce a dare una buona impronta di gioco e un buon spirito di gioco, si può puntare al successo senza dover andare ogni anno a comprare tanti giocatori, comunque anche di un certo calibro. E quindi insomma anche da questo punto di vista vediamo come i temi sono strutturali tra i due paesi. Io Andrea ti ringrazio per la chiacchierata di oggi, vi rimando ad ogni genere di approfondimento sul sito di cartacantaweb.it. Grazie ancora ad Andrea Dattrino.
Ciao, grazie a voi. E prima degli ultimi aggiornamenti su quello che è l'attualità, andiamo a coprire il nostro spazio Parlamento. Qui Parlamento. Ha chiesto di intervenire il deputato Francesco Zicchieri, prego. Grazie Presidente. Presidente e colleghi, ci apprestiamo ad approvare in quest'Aula una legge che sancisce ciò che nei fatti già avviene. Il 26 gennaio di ciascun anno si ricorda la battaglia di Nikolevska in gran parte dell'Italia. Battaglia combattuta e vinta unica nelle campagne di Russia della Seconda Guerra Mondiale il 26 gennaio del 1943. Ma non è questo che si ricorda. Si ricorda il sacrificio di quei ragazzi che facevano parte della Tridentina, unica delle divisioni italiane ancora in grado di combattere, alla quale fu assegnato il compito di iniziare un assalto che in piena ritirata gli italiani riuscirono a sostenere sotto il fuoco di armi pesanti ed artiglieria dei sovietici. Come riportato da molte fonti, ma non ancora purtroppo in modo adeguato dai libri di storia, pur decimata e completamente disorganizzata, la Tridentina riuscì a raggiungere Shebekino il 31 gennaio del 1943, al di fuori della tenaglia russa. Il 16 gennaio del 1943, giorno di inizio della ritirata, il corpo d'armata alpino contava 61.155 uomini. Dopo la battaglia di Nikolevska si contarono 13.420 uomini sopravvissuti e circa 7.500 feriti o congelati. Circa 40.000 uomini rimasero indietro, morti nella neve, dispersi o catturati. Migliaia di soldati vennero presi prigionieri durante la ritirata e radunati dai sovietici in vari campi. Solo una percentuale minima di questi prigionieri ha fatto ritorno in Italia a partire dal 1945. Ecco cosa si celebra nella Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio Alpino, un esempio luminoso di generosa offerta, eletta coscienza di capo, eroico valore di soldato. Queste sono le parole che hanno motivato il conferimento della medaglia d'oro al valor militare al generale Reverberi, che passò all'attacco in un momento in cui tutto sembrava perduto. Quegli alpini ruppero un accerchiamento che sembrava non più evitabile. Lo ruppero pur essendo in inferiorità numerica e tattica. Non avevano neppure più le munizioni, ma il terrapieno che li separava dal ritorno a Baeta e il ritorno a casa lo superarono comunque. Penso che usare le parole di chi c'era sia il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando. Il presidente nazionale dell'Associazione Nazionali Alpini dal 1984 al 1998, Leonardo Caprioli, viene assegnato al battaglione alpini edolo del 5° reggimento alpini e a luglio del 1942 viene inviato in Russia. Aggregato alla compagnia reggimentale dei cannoni Contraccaro, il 15 gennaio del 1943 sta partendo per ritornare in Italia a Licenza, quando una ventina di carri armati sovietici rompe a Rosso, sede del comando di corpo d'armata alpino. Rinuncia alla licenza e gli viene assegnato il comando del plotone mitragliatrici della 52esima compagnia, con il quale condivide le sorti fino alla battaglia di Nikolevska del 26 gennaio del 1943. Nikolevska per me è il generale Martinat, che abbiamo, alpino tra i suoi alpini. Si è buttato con loro contro quel baluardo che c'era al di là del terrapieno, della ferrovia, ed è caduto in mezzo ai suoi alpini, colpito in fronte da un proiettile nemico. Nikolevska per me sono quei 2 aerei russi che mentre l'Odolo, il mio battaglione, stava cercando di aprirsi la strada tra gli sbandati per correre in auto dei fratelli del Sesto, che fin dal primo mattino stavano combattendo, hanno fatto sopra di noi 2 o 3 giri mitragliandoci ed aprendosi così ulteriori e paurosi vuoti tra le nostre file. Nikolevska per me è il sottotenente Mori del battaglione Verona, che prima di partire all'attacco ha chiesto al capitano se con i suoi alpini poteva fare un'ultima cantata. E fu proprio l'ultima, perché poco dopo cadeva alla testa dei suoi uomini falciato da una raffica nemica. Nikolevska per me è l'attendente del sottotenente Nelson Cenci, che visto cadere il suo ufficiale con un ginocchio passato da parte a parte da una pallottola e con il femore dell'altra gamba spezzato da un'altra pallottola, lo raccolse amorevolmente e lo adagiò su una slitta, riuscendo in tal modo a portarlo in salvo. E quando Cenci, febbricitante e arso dalla sete, gli chiedeva da bere, non avendo a disposizione nessun recipiente,
riempiva la bocca d'acqua e poi gliela passava appoggiando le sue labbra su quelle del suo tenente, e subito dopo gli diceva: forza signor tenente, che ce la faremo. Nicolaiesca per me è quella chiesa dal cui campanile una mitragliatrice seminava tra noi terrore e morte, e io ebbi l'ordine di andare a farla tacere. E allora mi misi a correre in direzione di quella chiesa e ad ogni passo mi dicevo: adesso mi prendono, adesso mi prendono, adesso mi prendono. E invece, come per miracolo, quando fui a pochi metri dalla chiesa, la mitragliatrice tacque e io allora mi misi a piangere. Nicolaiesca per me è quel maledetto terrapieno che si presentò a noi candido perché coperto di neve e poco a poco divenne tutto nero, un puntino nero dopo l'altro, un alpino dopo l'altro. Gli episodi da narrare sarebbero ancora tanti, ma vorrei soffermarmi su un passaggio del Caprioli che mi sta particolarmente a cuore. Lui conclude il suo lungo discorso pronunciato in occasione del 54esimo anniversario della storica battaglia dicendo ai suoi alpini: vorrei avere nel cuore la certezza che la nostra baita resterà sempre unita con quell'amicizia, con quel calore, quell'affetto che ci hanno sempre contraddistinto e che fanno di noi una grande, unica, invidiata famiglia. In Commissione Difesa, quando abbiamo affrontato l'esame di questa proposta di legge, il sottosegretario Volpi ci ha ricordato come nella battaglia di Nicolaiesca gli alpini italiani dimostrarono quello spirito di umanità e di fratellanza, pur nel dolore e nelle sofferenze della guerra, che ha sempre contraddistinto i militari italiani e come Nicolaiesca abbia costituito un momento di straordinario orgoglio dell'intero paese, testimoniato da uomini che con immenso spirito di sacrificio decisero di rimanere accanto ai loro compagni nella neve pur sapendo che sarebbero andati incontro alla morte. L'impegno che il Corpo degli Alpini da sempre profonde nell'ambito del soccorso alle popolazioni civili colpite dalle calamità naturali è esemplificato dal motto del Caprioli che da sempre come presidente nazionale dell'Associazione Alpini sosteneva: ricordiamo i morti aiutando i vivi. Io sono un alpino e lo sarò sempre, anche se non uscirò mai più con i miei ragazzi. Ecco, vorrei e vorremmo che il ricordo del sacrificio alpino sia riportato nei giorni nostri ai nostri giovani come esempio di grande amore alla patria, di attaccamento, di spirito di famiglia e di grande, grande rispetto per il tricolore e per la nostra patria. Grazie. Qui Parlamento. E questo era lo spazio Parlamento. Andiamo ora a vedere che cosa si affolla qua e là in questa giornata. Una giornata che vive tutta nell'attesa, più o meno trepidante a seconda della malizia di chi attende, del discorso che vi trasmetteremo in diretta alle 18:15 circa del Premier Conte che ha annunciato governo al bivio. Dirò cose molto importanti, mi impegno molto e sono molto determinato. Secondo i principali osservatori, questo discorso sarà un discorso che segnerà per l'appunto il bivio tra due strade, una delle quali sarebbe la crisi di governo, l'altra invece la linea che traccerà Conte. Si sprecano i retroscena, c'è chi dice che Conte parlerà della trattativa con l'Unione Europea imponendo o comunque indicando una sua ricetta alla quale chiede di adeguarsi i due soci di governo. C'è invece chi ritiene che questa sia semplicemente un tentativo di Conte, puramente mediatico, di arrivare in supplenza laddove Di Maio è necessariamente deficitario dopo il flop alle elezioni. Luigi Di Maio finora è stato il vero e proprio contraltare di Salvini, con il Premier Conte che tranne alcuni ma ben precisi atti e fatti si è sempre ritagliato il ruolo di mediatore. Ecco, c'è chi dice che questo ruolo di mediatore questa sera potrebbe terminare e iniziare in realtà una fase 2 del protagonismo del Premier. Non se ne sa di più, anche perché per l'appunto nella strategia comunicativa di Conte c'è questa attesa, ossia che il Premier ha detto: parlerò questa sera alle 18:15, creando una legittima attesa, e noi vi trasmetteremo quanto accadrà in diretta.
Oggi è anche la giornata in cui a Genova inizia la demolizione della prima casa sotto il Ponte Morandi ovviamente, e anche la giornata dell'allarme in Molise, dove pensate mancano i medici ordinari e per supplire e garantire i livelli essenziali di assistenza sono arrivati i medici militari, e quindi da questo punto di vista la sanità ha davvero ancora molto da raggiungere. Continua anche la trattativa tra Fiat e Renault, ci sono degli stop dovuti alla mancanza di garanzie in questo momento, mentre ovviamente continua anche a infuriare quella che è stata la grave sciagura che si è abbattuta a Venezia con ancora una grande nave veloce che ha urtato la banchina. Ci sono stati dei feriti, il ministero ha convocato il presidente dell'autorità portuale di Venezia e anche qui cercheremo di capire che cosa succede. Sul fronte giudiziario invece il plenum straordinario del CSM parlerà del caso Palamara il prossimo 4 giugno. Queste sono le principali notizie per l'ANSA, mentre il Corriere.it dà più spazio a Donald Trump, che oggi ha visitato a Buckingham Palace la regina Elisabetta, al suo seguito la moglie Melania e il fittissimo staff presidenziale che sostanzialmente si sta intrattenendo in colloqui ad ogni livello per rinsaldare alla vigilia di una probabilissima hard Brexit i legami tra Stati Uniti e Regno Unito. A voler giudicare il tempismo di questa visita sembra confermare una tendenza che in realtà in molti hanno già individuato nella strategia di Donald Trump sull'Europa, ossia quella di isolare Francia e Germania, attraendo nella sua orbita non solo il Regno Unito, che è uno storico partner degli Stati Uniti, ma anche l'Italia e quegli altri paesi che volessero emanciparsi dal giogo finanziario di Bruxelles e di Berlino. Fin qui dobbiamo dire che qualcosa di questa strategia si è visto. Ora capiremo anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, se poi qualche nodo verrà al pettine. Un altro tema che porta a polemiche è a Ferrara, dove un candidato consigliere leghista esibisce una pistola in un video su Facebook e sostanzialmente lui dice un video vecchio contro di me in macchina del fango, e viene difeso anche dal Viminale, perché addirittura pensate non è nemmeno più in possesso di quell'arma che esibiva anni fa su un video appunto su Facebook. Ancora abbiamo un'altra storia che ci arriva direttamente dal Corriere.it, è una storia che torna sulle bestie di Satana. Alcuni di loro sono già in libertà, altri si sono convertiti al cristianesimo. Veloci anche su Repubblica dice DL crescita, maxi scivolo nelle grandi imprese, in pensione 7 anni prima. E poi sul discorso di Conte si sbilancia Repubblica e dice sarà un ultimatum a Lega 5 Stelle e porrà il freno sullo sblocca cantieri. Insomma, vedremo se sarà davvero così. Ancora il fattoquotidiano.it che probabilmente ha entrature più precise per quanto riguarda gli ambienti vicino al 5 Stelle, governo, Conte e le condizioni per ripartire, i ministri dicono avanti per continuare il lavoro. Insomma, più probabilmente, secondo il Fatto Quotidiano, che da tempo leggiamo come organo vicino ad ambienti e Movimento 5 Stelle, che non vuol dire adesivo, ma sicuramente con delle entrature precise che possono poi tradursi in titoli più attaccati a quanto si sentirà. Ecco, di Conte si dice questo, che oggi porrà delle condizioni. Insomma, come vedete, le interpretazioni del prima, che tra poco avranno poco senso dopo che Conte avrà parlato, hanno più o meno tutte questo punto in comune: un momento di protagonismo di Conte
che non si può non leggere in doppia battuta con il relativo declino di Luigi Di Maio, già certificato, se vogliamo, dalla battuta del Presidente della Camera Fico nella giornata di ieri, che ha tenuto a precisare che la festa della Repubblica è anche e soprattutto di rom e migranti. Una battuta, al di là del contenuto, talmente fuori contesto che è difficile non interpretare come un segnale rivolto apparentemente a Salvini, ma in realtà all'interno del Movimento 5 Stelle, come dire: sì, Di Maio, sei rimasto in carica, ma la tua linea politica, la linea politica seguita fin qui, è ampiamente in discussione. Insomma, in molti l'hanno letta in questo senso. Voi non perdetevi però quanto vi trasmetteremo tra poco, ossia nello specifico proprio la conferenza stampa di Conte. Nel frattempo la nostra sigla dovrebbe già essere in sottofondo.